Nel 2018 vi siete uniti, si sono unite tre amministrazioni sotto un solo comune, Esatto. ma ad oggi che cosa è cambiato? È nato un nuovo comune che si chiama Borgo Veneto appunto nel 2018 a seguito di un referendum e di una legge regionale. Cosa è cambiato? È cambiato che il comune è diventato una realtà importante per quanto riguarda la gestione anche dei servizi, soprattutto quelli diretti alla famiglia piuttosto che alle scuole o anche alle imprese e alle attività produttive. Il governo cosa aveva promesso e non ha mantenuto rispetto a questa scelta? Che per poter creare un sistema comunque che si sostenga erano previsti dei contributi ministeriali che erano l'equivalente del 60% rispetto ai trasferimenti che ogni comune riceveva nel 2010. In sintesi, Borgo Veneto doveva ricevere 990 mila euro. E questo governo, o quello insomma che è rimasto, non ha rimpinguato il fondo, di conseguenza ha mantenuto lo stesso stanziamento del 2017, ma i comuni che sono andati a fusione erano molti di più, di conseguenza sono stati ridotti i trasferimenti e a noi invece di 990 sono arrivati 422 mila euro. Quindi adesso come state affrontando questa emergenza? Perché ovviamente ci sono dei problemi. Ci stiamo attivando perché comunque siamo stati con una delegazione di comuni veneti, soprattutto nel Vicentino, che sono andati a fusione, siamo stati ricevuti all'ANCI a Roma, dalla Commissione Enti Locali, e siamo stati ricevuti dalla Regione Veneto, la quale ha mantenuto fede agli impegni presi perché la Regione ci ha dato addirittura le 3 annualità, ce le ha anticipate in un anno solo e ci ha dato i 530 mila euro che ci doveva dare. Ci stiamo muovendo portando in alto l'asticella nel senso che vogliamo che ci diano i soldi. Loro hanno fatto un patto con i miei cittadini e devono mantenerlo.